Bentornati in studio, siamo collegati con voi per parlare come sempre in questi giorni di emergenza coronavirus. È una giornata diciamo caratterizzata come sempre dall'intervento del governatore Luca Zaia, che alle 12:30 fa il punto giornaliero della situazione. L'avete sentito, poi lo sentiremo nuovamente. Ora in questo periodo in cui staremo insieme andremo un po' a riassumere quello che ha detto. Vi do qualche notizia aggiornata di attualità, poi un paio di ospiti per spostarci sul territorio e vedere un po' qual è la situazione. Dicevo di Zaia, insomma, riassumendo all'osso, intanto ha detto che ci sono state 24.000 donazioni, quindi veneti veramente generosi, per un totale di 19 milioni di euro donati alla protezione civile. Poi che la Regione sta lavorando alla nuova ordinanza, un'ordinanza un po' più restrittiva rispetto a quella del governo, e quindi in pratica insomma si rimane sulla stessa linea, anche se ci sono i primi segnali positivi. Zaia raramente commenta i numeri, oggi gli è scappato sono in diminuzione ricoveri e ricoveri in terapia intensiva, anche se si è subito affrettato a precisare che questo non autorizza ad abbassare la guardia. Ci mancherebbe altro, si deve continuare su questa linea proprio per non vanificare il lavoro fatto fino adesso, questo sì, però insomma un piccolo segnale di incoraggiamento, cioè diciamo di incoraggiamento a continuare su questa strada, ecco. E sono arrivati 1.000 soggiorni gratuiti di una settimana per gli operatori sanitari impegnati in prima linea, questo da parte dei degli imprenditori che gestiscono i campeggi nella zona del Cavallino. È stato dichiarato lo stato di emergenza per l'agricoltura, le scuole ancora presto per riaprirle, dice Zaia, anche se non è di competenza regionale questa decisione, e purtroppo arriveranno nei prossimi giorni e già oggi una parte di un'altra purtroppo un altro gruppo di persone decedute. I feretri arriveranno da Bergamo a Padova, Padova che accoglierà quindi altri 100 feretri nelle prossime ore per essere ospitati, cremati e ospitati al cimitero maggiore di Padova. Questa purtroppo è una brutta notizia, già dicevo oggi pomeriggio un primo chiamiamolo contingente di vittime. Adesso vi porto con me per vedere che cosa fanno gli studenti, un gruppo di studenti, un esempio insomma ecco virtuoso di studenti che a distanza continuano comunque la loro formazione didattica. È l'Irigem di Bassano che gli studenti hanno realizzato questo bellissimo video. Andare avanti è sempre più difficile, ma stare a casa è facile. Il nostro futuro è ormai un concetto e il presente è incerto. Non sappiamo quanto ancora durerà, ma nulla ci fermerà. La scuola non ci abbandona perché noi restiamo connessi con testa e cuore. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo sopra queste nuvole. Passeranno questi temporali, anche se sarà difficile, sarà un giorno migliore domani. Io non mollo. Oggi, domani, sempre. Andrà tutto bene. Uniti ce la faremo. Io studio a casa. Uniti si può. Per il mio futuro. Irigem non si ferma. Visto questo video e sentito il governatore oggi alle 12:30, insomma mi unisco anch'io a un ringraziamento nei confronti dei ragazzi, dei giovani che stanno vivendo questa esperienza difficile davvero
in molti casi insegnando a noi più adulti diciamo proprio come ci si deve, tra virgolette, comportare. Sono bravi, si preoccupano del loro studio a distanza, soffrono ma tengono duro e rimangono in casa quando avrebbero probabilmente più bisogno di noi di uscire e di stare con gli amici. Non che noi non avremmo questo bisogno, ma insomma lo sapete, gli adolescenti ancora di più. E invece davvero sono uno sprone a continuare, lo facciamo anche per loro lo fanno per noi e quindi dobbiamo tenere duro insieme. Parliamo adesso un attimo di economia legata anche all'aspetto enogastronomico, i ristoranti, insomma si avvicina Pasqua e sarà una Pasqua molto difficile per chi opera in questo settore. Infatti siamo in collegamento con Roberto Astuni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che di professione proprio si occupa di enogastronomia, di ristoranti, di alberghi, insomma di ospitalità di questo tipo e immagino insomma che sono stati giorni difficili e saranno ancora di più nel prossimo futuro giorni difficili per voi. Ci fa un po' il quadro della situazione dal suo punto di vista? Certo, ben volentieri. Allora, nel settore turistico sapete che le perdite e le cancellazioni sono state del 100% fin da subito, quindi noi adesso abbiamo fino a tutto il mese di maggio e qualcuno anche fino a tutto il mese di giugno le cancellazioni pari al 100%. Diciamo che è vero che oggi c'è questa emergenza. Cioè, va 100%, sì, qualsiasi tipo. 100% vuol dire zero lavoro qualsiasi tipo di evento enogastronomico o qualsiasi tipo di prenotazione alberghiera è stata cancellata fino a fine maggio. Quindi noi nello specifico si figuri che avevamo in questo periodo, cominciavano i primi ciclisti con i primi pacchetti e sono stati completamente cancellati. Fortunatamente quelli estivi sono ancora in essere, ma ci aspettiamo insomma delle disdette a breve. Però diciamo che questa emergenza in questo momento sanitaria, ed è giusto che in questo momento sia data la priorità alla sanità, però volevo far presente che ad oggi nessuna azione concreta, economica è stata fatta. Quindi, e nessuna azione specifica. Il turismo è stato il primo settore che è stato colpito immediatamente, già dal giorno dopo. Quindi noi contiamo solo nel Veneto insomma il 15% quasi del PIL, con 17 miliardi di fatturato. A livello nazionale sono 157 miliardi di fatturato, ma con l'indotto arriviamo a 400. Parliamo di oltre il 40% del PIL italiano. Quindi ci aspettavamo delle azioni specifiche per il nostro settore. Ad oggi non è stata fatta. Le azioni... Scusi se la interrompo, ci faccia proprio un minimo di cronistoria. Allora, è iniziata l'emergenza che voi avete cercato ovviamente 24... di capire, voi avete cercato di capire dal governo che cosa sarebbe arrivato, come si sarebbe mosso. Che cosa è successo nel corso di questi giorni? Cioè, cosa avete letto, cosa non avete letto perché magari non c'era per niente, cosa vi aspettavate, cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? Noi siamo in contatto giornalmente con Federalberghi e Federalberghi continua a sollecitare ovviamente delle azioni al governo, però ovviamente la priorità viene data al sistema sanitario, ma soprattutto quelle azioni che sono state fatte a livello nazionale, quindi lo spostamento dei mutui, la cassa integrazione, eccetera, eccetera. Però tenga presente che noi dal 23 febbraio, quindi dal giorno dopo, quando è successo il primo caso nel Veneto, io si figuri che il sabato, quando c'è stato il primo caso a Vo, mi ha chiamato un tour operator americano che ha prenotato per settembre, quindi in quei giorni non si capiva nulla, e mi ha detto: guarda, è in discussione il gruppo che farò a settembre perché ci risulta che siete il terzo polo di contagio al mondo. Cioè, io ho detto sì, è vero, perché in Cina 60.000, in Corea 40.000, in Veneto erano 16, però di cosa stiamo parlando? Eppure, insomma, già dal primo giorno c'è stato... Questo il primo giorno e a 7 mesi dalla prenotazione che era stata fatta. Esatto. Quindi già voleva mettere in discussione la prenotazione, ma non solo. Questo doveva versare un cospicuo acconto, perché è un gruppo molto, molto numeroso di americani che tra l'altro si fermavano o si fermeranno, lo spero,
qui per 3 settimane, quindi insomma, e mi ha detto Massa vorrei aspettare a fine marzo, adesso l'ho chiamato e mi ha detto ma aspettiamo a fine aprile per versare la caparra. Quindi c'è stato poi sentito subito i colleghi e sia i ristoratori che gli albergatori hanno avuto fin da subito per la prima settimana il 100% delle... Come vi comportate voi? Cioè, qual è un po' la linea che avete seguito quando uno disdice la prenotazione? Che reazione avete con i vostri clienti? Allora, comprensiva? Qualcuno magari è rigido e dice certo. no, voglio lo stesso quello che mi dovete perché sono in difficoltà anch'io. Cioè, come avete deciso un po' di comportarvi o ognuno, diciamo, fa... No, noi fin da subito abbiamo detto ai clienti di aspettare, abbiamo avvisato tutti di aspettare, di sdire le prenotazioni anche sotto data, perché comunque avremmo accettato comunque la disdetta anche il giorno prima, insomma. Quindi li abbiamo implorati di tenerla valida fino all'ultimo momento. Fortunatamente un'azione è stata fatta che è quella di voucher di rimborso, cioè una persona che aveva già pagato la vacanza o già versato un acconto, anziché dargli i soldi indietro, che evidentemente sono già stati spesi per altre spese, vedi gli stipendi di marzo dei dipendenti, e c'è la possibilità di rilasciare un voucher valido un anno e quindi il cliente potrà spenderlo in un secondo momento. E apprezzano i clienti questa iniziativa? Beh, la maggior parte sì, qualcuno ovviamente dice no, a me non me ne frega niente, io voglio i soldi indietro. E in questo caso come vi comportate? Però sta diventando, cioè è legge nazionale, quindi finalmente lo Stato ha preso posizione. C'è sempre il problema dei tour operator, quelli online, booking.com per capirci, che loro sono molto rigidi, ma in questo momento dobbiamo essere ovviamente tutti uniti, far forza, perché siamo oggi in una massa critica importante e rivedere poi anche quello che sarà il futuro di queste convenzioni. Però quello che ci aspettiamo oggi è intanto di poter sedere a qualche tavolo, perché nessuna azione specifica, ripeto, e nessuna azione politica è stata concertata con gli operatori. Quindi non so cosa possano il minimo fare. che chiedete è di essere coinvolti in queste decisioni. Coinvolti, logico, sì, ma in che modo? Ad esempio l'idea quella di buoni vacanza, no? Cioè il bonus vacanza, scusi. Quindi tanto implorato, e questo, cioè di defiscalizzare le vacanze di chi le fa in Italia. Questo potrebbe essere un modo per rilanciare l'economia turistica. Oggi già tanti pensano al rilancio, no? Ma secondo me oggi con tutto quello che è stato speso giustamente per la sanità resteranno veramente 4 lire, no? per il rilancio. Quindi a mio avviso bisognerà pensare di mettere quel poco che rimane appunto insieme per il rilancio del sistema Italia. Quindi anche una campagna di informazione o quello che è, insomma. Sì, mettere insieme questi importi, queste cose e rilanciare proprio il sistema Italia che oggi sta soffrendo molto. Ultima domanda che volevo farle, poi la ringrazio tra l'altro del tempo che ci sta dedicando. Pasqua, se le dico Pasqua cosa le viene in mente? Pasqua, ovviamente anche lì era un momento veramente molto molto importante per l'economia turistica locale, inteso anche l'economia enogastronomica. Ovviamente prenotazioni non ce ne sono e non ce ne saranno. Qualcuno si sta attrezzando, qualche collega si sta attrezzando per consegnare il pranzo di Pasqua direttamente a casa, a domicilio, sì. Però ovviamente non sarà la stessa cosa, i numeri ovviamente non saranno gli stessi. È un modo però per rimanere vivi, magari per tenersi, per dire ci siamo, ecco, ovviamente molto ridotto. Ho letto anche perché stiamo molti perdendo... non sono assolutamente favorevoli a questi pranzi a domicilio, molti degli stessi ristoratori, però penso sia un modo per tenga presente che abbiamo, che siete ancora oltre la Pasqua abbiamo perso anche una stagione importante che è quella dell'asparago bianco di OP di Bassano, insomma, che anche questo rappresentava un aiuto importante per tutti noi. Immagino. La ringrazio molto, grazie per questa testimonianza, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie. Roberto Astuni, mi sposterei, lo saluto, ecco guardi, interrompo la comunicazione, grazie,
Volevo portarvi adesso a Padova perché, sempre per parlare di Pasqua, sempre per parlare di ristoranti, vedere invece l'Associazione dei Pubblici Esercizi di Padova che cosa sta pensando per Pasqua e qual è un po' la loro situazione. Quindi ci spostiamo da Bassano, dalla provincia di Vicenza, andiamo a Padova. Tra le prime categorie colpite dalla quarantena ci sono bar e ristoranti. I decreti della Presidenza del Consiglio hanno da subito abbassato le saracinesche dei pubblici esercizi che hanno dovuto reinventarsi fornendo ai clienti un servizio a domicilio. Alcuni esercenti stanno proseguendo o hanno avviato l'attività anche di delivery di consegna a domicilio. In qualche caso con anche discreto successo, anche se per la verità insomma per la maggior parte dei casi si tratta di un'attività così complementare di sopravvivenza, tanto per non spegnere completamente i fornelli della cucina e magari continuare a dare un servizio magari per i clienti più affezionati. Gli esercizi si stanno organizzando anche per creare menù e prodotti pasquali. La maggior parte di questi esercizi sono attività di pizzeria piuttosto che di ristorazione, molte anche le pasticcerie e soprattutto in questo periodo di avvicinamento alla Pasqua diversi esercizi hanno anche approntato dei menù o dei piatti proprio specifici per le giornate pasquali. Anche l'associazione di categoria ha creato un sito dove poter controllare chi fornisce servizi a domicilio. Soprattutto le pasticcerie si stanno organizzando per portare a casa appunto dei clienti colombe, uova, tutti i prodotti che rendono un po' più dolce l'evento pasquale. Sicuramente le iniziative non mancano. Come associazione abbiamo creato un portale che si chiama www.gustareacasa.it. C'è un gioco di parole tra gustare e stare a casa, quindi gustareacasa.it, dove si può vedere un elenco proprio posizionato anche su una mappa, quindi in base a uno dove si trova può controllare quali sono le attività che nei pressi della propria abitazione svolgono il servizio a domicilio. Sono giorni anche di controlli, ecco, avete sentito a Padova come si stanno organizzando e attrezzando i pubblici esercizi. Dicevo, sono giornate di controlli, è un altro dei temi sui quali si discute tanto, discutiamo tanto noi nelle nostre famiglie, con gli amici, cioè, si parla di questi controlli, delle autocertificazioni eccetera e le forze di polizia, c'è un bilancio nazionale, hanno controllato ieri 246.000 persone, pensate, in tutta Italia, 246.000 persone controllate e 95.000, quasi 96.000 esercizi commerciali e attività. Ci sono state 19 persone ieri in Italia che sono state sanzionate per aver violato la quarantena, 19, quindi che non potevano uscire e invece sono uscite di casa. E poi 145 titolari di esercizi commerciali sanzionati e 28 provvedimenti di chiusura delle attività, cioè a queste persone potrebbe essere chiusa addirittura l'attività. Nell'ultima settimana 330 persone hanno violato la quarantena, che è un gesto davvero pericolosissimo per sé e per gli altri. In base al nuovo decreto, infatti, queste persone rischiano da 1 a 4 anni di carcere perché è una sorta di attentato alla salute degli altri cittadini e quindi è un reato, diciamo così, anche piuttosto grave. Sul fronte politico è proprio in corso in questi minuti, perché è iniziato alle 14.30, ora sono le 14.56, alle 14.30 è iniziata una riunione a Roma tra il ministro Federico D'Incà, ministro bellunese per i rapporti col Parlamento, e i capigruppo di maggioranza, quindi i capigruppo dei partiti di maggioranza si stanno incontrando col ministro D'Incà, poi alle 17 l'incontro sarà allargato, diciamo così, anche all'opposizione, proprio per fare il punto soprattutto sulla parte economica, su questo decreto Cura Italia, sulle misure economiche, insomma una sorta di tentativo di condivisione più ampio possibile con tutti i partiti e quindi con tutte le forze politiche. Ci saranno ovviamente anche il Ministro dell'Economia, insomma, e altri. Ecco, vi dicevo che avevamo un altro collegamento, stiamo andando, adesso lo facciamo subito rispondendo alla videochiamata che ci sta facendo il nostro ospite, eccolo qui, stiamo per averlo collegato con noi, vediamo se riusciamo a vederci anche, eccolo qui. Allora, siamo collegati, buongiorno, con Emanuele Munari, che è il sindaco di Gallio, buongiorno.
Ma è anche, buongiorno, è anche il presidente della comunità montana dell'Altopiano, per cui un osservatorio tra virgolette privilegiato. Stiamo parlando di economia, sindaco, stiamo parlando di Pasqua, stiamo parlando un po' di quello che sta succedendo, ma anche cercando di proiettarci in avanti di qualche giorno. La premessa è logico che prima di tutto viene la salute, quindi giustissimo rimanere dove siamo, in casa, e non avventurarsi fuori. Però è anche vero che dobbiamo pensare, perché l'altro tema forte di questi giorni è quello dell'economia. Per cui le chiedo, prima dov'è? Così andiamo, ci facciamo gli affari suoi e le chiediamo dov'è oggi pomeriggio. Sì. E poi appunto se le dico economia, anche sul suo territorio, cosa le viene in mente? Certo, intanto grazie ancora dell'invito Federico, a tutti voi di Rete Veneta. Sono in municipio a Gaglio in questo momento perché ritengo che sia doveroso che le istituzioni diano un buon esempio e siano presenti il più possibile sul territorio e vicini ai propri concittadini. Tocchiamo un tasto delicato, l'economia. Noi in Altopiano viviamo al 70% circa di turismo, quindi di economia fatta di alberghi, di seconde case, di turisti che vengono e salgono sull'Altopiano il sabato e la domenica, quindi siamo molto preoccupati per questo lockdown che ci ha in pratica disintegrato il nostro PIL per quanto riguarda tutto l'Altopiano. Quindi confidiamo che il giorno 15/18 di aprile i dati siano un po' più confortanti, in maniera tale da permettere al governo, a Conte e a tutti noi di allargare un po' le maglie e ricominciare, seppur in maniera graduale, a tornare a vivere come prima, per rimettere in moto ovviamente la nostra economia. Sicuramente aspettiamo dei segnali forti dal governo, ma soprattutto io mi aspetto dei segnali forti dall'Europa che non può chiudere un occhio, forse due, ma che oggi deve dare un segno forte politico, economico e amministrativo a tutta l'Europa, non solo all'Italia, a tutti noi europei, se così vogliamo ancora chiamarci, altrimenti sarà il fallimento, a mio avviso, della nostra Europa. È solo una questione di soldi, secondo lei? Cioè è solo una questione economica quella che deve sbloccare la situazione o c'è dell'altro? Ma sicuramente l'aspetto economico, quando tu tocchi le tasche di tutti i cittadini, chiaramente i cittadini diventano più sensibili e magari ti vogliono un po' più bene. Non è solo di soldi, secondo me è anche questione che fra i vari stati membri c'è ancora qualche piccolo attrito da sistemare, però l'Italia, perché è Italia, perché siamo italiani, deve fare la voce grossa, costi quel che costi, perché solo così possiamo veramente redimere la Merkel e qualche suo compagno di viaggio che magari sono reticenti a vedere quello che oggi succede in Italia, ma che subito e presto succederà comunque anche in Olanda piuttosto che in Germania. Anzi, in Germania penso che sia arrivata anche lì l'ondata di coronavirus. Ah sì, quindi io spero, confido nel popolo tedesco. Senta Sindaco, è anche vero che l'attualità invece è fatta di restrizioni, è fatta di una nuova ordinanza che sta per essere varata anche dalla Regione in linea con quella del Governo, quindi insomma non si allargano le maglie di sicuro per il momento. Da lei la situazione controlli com'è? Sull'altopiano, ecco, diciamo in generale, si è parlato anche di droni ad Asiago, insomma state immagino attenti a questo aspetto perché può essere decisivo per il futuro soprattutto, e così introduciamo anche il tema di chi magari ha la seconda casa da voi a braccia aperte ovviamente li accogliereste, però per il momento credo che sia doveroso invece fare un appello che ognuno rimanga dov'è. Sì, è un appello che si protrae già da diverso tempo, già da un mese a questa parte. Ovviamente i proprietari di seconde case sono ben accetti e quelli che sono riusciti in qualche modo a salire sull'altopiano sono ben accetti, sono qui e fanno parte integrante della nostra comunità oggi e sono oggi obbligati a rimanere qui con noi. Chiaramente l'appello è sempre per i più furbi che magari vogliono salire di notte o in qualche ora strana sull'altopiano, l'invito veramente a rimanere a casa propria. Perché? Perché è proprio questione di questi giorni che alcune persone che sono qui, tra l'altro in affitto neanche come proprietari, hanno necessità di reperire una qualche prestazione sanitaria, o vuoi perché è incinta, vuoi perché c'è qualche altro problema, e si ritrovano senza medico di base e si ritrovano con un nostro ospedale che oggi stiamo sanificando piano piano, quindi in difficoltà ancora da un punto di vista di erogazione e di sicurezza. Quindi
guardiamo anche la sicurezza dei nostri ospiti, la nostra sicuramente, ma anche quella dei nostri graditi ospiti, che deve essere preservata tanto quanto la nostra. Ed è per questo che io, insieme con altri sindaci o con tutti i sindaci, abbiamo caldamente sollecitato i nostri turisti a rimanere nella propria residenza, perché solo così possiamo contarci, possiamo tamponarci l'un con l'altro, controllare e cercare di redimere questa pandemia. A Cortina, ecco, abbiamo insomma, questa notizia di oggi, che sono una 60ina i positivi fra quelli attualmente lì. Tra l'altro mi pare che il conteggio di 60 su poco meno di 6.000 abitanti, che quindi vuol dire l'1%, in realtà non conti chi è lì nelle seconde case, perché è difficile magari fare anche questi calcoli, ecco, diciamo. Quindi è un numero alto alla fin fine, è stabilizzato in questi giorni, però è un numero dovuto probabilmente alla presenza di turisti nelle settimane scorse, quindi motivo in più direi per non aggravare la situazione sanitaria, perché i vostri comuni sono proporzionati, il sistema sanitario e l'assistenza è proporzionata al numero di abitanti in questo periodo dell'anno, per cui a maggior ragione insomma fare i furbi non serve. Certo, correttamente oggi proprio il Gazzettino riportava di questa difficoltà di Cortina, proprio che sta pagando a caro prezzo quei famosi ultimi 2 weekend di neve di marzo. Noi siamo invece come Altopiano proiettati a circa 150 contagiati positivi di quelli che risultano ufficialmente dall'ULSS. Registriamo purtroppo con oggi la 15ª vittima sull'Altopiano, quindi per noi i dati sono veramente scoraggianti, però dobbiamo tenere duro, dobbiamo stare uniti e dobbiamo convincere quel 20% circa di cittadinanza, di popolo, che ancora oggi si sforza a capire di rimanere a casa e in qualche modo continua a fare le cose che faceva prima. Ecco, noi dobbiamo stringere un po' le maglie da questo punto di vista, perché più stringiamo oggi, più facciamo sacrifici oggi, prima ne usciremo vincenti da questa situazione e quindi poter veramente riospitare nel nostro altopiano, nella nostra isola verde felice, molti più turisti di quelli che abbiamo oggi. Certo, beh, proprio le parole giuste. Le chiedo l'ultima cosa, poi ci salutiamo. Sì. Come si immagina, come vi immaginate voi sindaci dell'Altopiano le prossime settimane? Cioè, cosa sperate, cosa pensate, cosa potrebbe accadere, diciamo, dopo il 18 aprile per un graduale ritorno, speriamo, alla normalità, se i dati ci aiuteranno. Come ve lo immaginate voi maggio, giugno e poi gli altri mesi? Allora, purtroppo io mi immagino maggio e giugno ancora un po' come oggi, quindi con una ripresa molto graduale, molto soft, evitando gli assembramenti. Poi magari da metà giugno, fine giugno, poter, una volta controllato e monitorato la situazione in altopiano e chiaramente migliorata da un punto di vista sanitario, poter cominciare veramente a ricevere i primi turisti che magari arrivano in altopiano. Chiederemo loro magari un tampone piuttosto che la conferma, un'autocertificazione che stiano bene, magari con un piccolo periodo di quarantena nella propria abitazione, per far sì che veramente, io quello che mi immagino è un altopiano sanificato da questo punto di vista, con le seconde case tutte aperte perché sono stati tutti controllati, hanno fatto i loro periodi di quarantena e quindi veramente creare questa isola felice a 1100 metri di altezza, baciata dal sole. Io mi auguro veramente questo per il futuro dell'altopiano. Questo proprio è un programmare. Lei non ha detto speriamo che, cioè lei ha dato una linea guida che speriamo possa essere applicata per i prossimi mesi e che insomma ha dato anche delle indicazioni, delle regole che si potrebbero introdurre per tornare alla normalità, sempre nel rispetto della sicurezza. Grazie, complimenti. Sì. Grazie a voi, grazie a Rete Veritas per darci l'opportunità di in qualche modo portare anche a voi, alla voce della pianura, quello che è l'altopiano e la nostra situazione. Io confido di veramente rivedervi tutti voi graditi turisti qui a Galio e sull'altopiano quanto prima. Grazie, è il nostro, grazie, ovviamente anche il nostro auspicio. Buona giornata, insomma il nostro compito penso sia anche questo in questo periodo, cioè quello di portarvi nelle varie parti del nostro territorio, del Veneto, cercare di, aspetti che c'è ancora il nostro sindaco qui che lo salutiamo, arrivederci, era rimasto sul mio PC e dicevo il nostro compito penso sia proprio quello di accompagnarvi, vedere che cosa sta accadendo nei vari punti del nostro territorio e insomma sentire proprio
con mano quello che accade quotidianamente e quelle che sono le speranze e le preoccupazioni dei nostri amministratori. Vi lascio al governatore Zaia, andiamo a sentire che cosa ha detto oggi nel suo punto della situazione fatto insomma per tutti noi, e in attesa poi di rivederci con i nostri notiziari.